Bella a tutti ragazzi, belli da un nuovo video del Spetaccio Mercato, Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a pronosticare le partite di Serie A della 17ª giornata. Cioè, siamo quasi alla fine del campionato, vai giù. Quanti partite mancano? 18 più 3, quando fa? 18 più 3 fa 21. Mancano 21 giornate alla fine del campionato, vai giù. Cioè ci rendiamo conto. Cioè, mi pareva ieri che era agosto, che era appena iniziato il campionato, mo già siamo quasi alla fine, mancano 20-21 giornate di campionato. Mamma mia, come va sto team? Già siamo quasi alla fine dell'anno. Mamma mia, ma come va sto team, veramente? Vabbè, iniziamo. Allora, come prima partita abbiamo Parma-Fiorentina. Secondo me, Parma è sempre stata in casa solo sua, poi il Parma è sempre stata una squadra ostica. L'abbiamo visto noi del Napoli l'anno scorso, che abbiamo pareggiato in casa del Parma. Abbiamo pareggiato 0-0, però poi abbiamo vinto lo scudetto. Vabbè, forza Napoli sempre. Però secondo me, dopo la vittoria di 5-1 contro l'Udinese, la Fiorentina può iniziare il suo campionato. Ok, là ha vinto in 10, cioè ha vinto 11 contro 10, però una vittoria così a livello psicologico ci voleva. Un 5-1 per ogni squadra, a prescindere da chi ci vuole. Quindi io dico un 2x, un 2x. Quindi o pareggio 0-0, oppure una vittoria della Fiorentina per 1-0 con gol di Moise Kean. Poi abbiamo Torino-Cagliari. Secondo me vince il Cagliari, quindi 2, segna Borrelli per l'1-0. La partita finisce lì, 1-0 per il Cagliari. È una partita, sì, diciamo allo stesso livello tra Cagliari e Torino, però poi secondo me la va a spuntare il Cagliari. Lecce Como 2, segna, cioè finisce per 2-0. Secondo me per il Como segna Nico Paz, che mo non mi ricordo che si è infortunato oppure no, però vabbè. Udinese Lazio X 0-0. Parma Juve X 1-1, segna quadrato per il Pisa e per la Juventus, secondo me può andare a segnare Openda, che in queste partite sta facendo molto bene. Poi Milan-Verona. Secondo me vince il Milan, quindi vi consiglio di giocarvi l'1. Secondo me finisce 1-0 per il Milan. Secondo me segna Christian Pulisic. Cremonese-Napoli. Si gioca domenica alle 15. Finisce per 2-0 per il Napoli, quindi 2. Secondo me va a segnare. Possono segnare sia McTominay e primo gol nella storia del Napoli, no scusate, di questa stagione per Elgis Almas, per Elgis Elmas. Quindi 2-0 Napoli, McTominay e Elmas, i marcatori. Poi Bologna, Sassuolo, segna, cioè vince il Bologna, quindi 1, vi consiglio di giocarvi l'1, vittoria del Bologna, per 1-0, segna secondo me Immobile. Atalanta-Inter, big match di questa giornata di Serie A. Finisce, partita molto ostica, partita dove quanto può sembrare che vince per esempio l'Inter e poi può vincere l'Atalanta, può sembrare che vince l'Atalanta ma poi può vincere l'Inter. Quindi io vi consiglio di giocarvi il gol di entrambe le squadre.
Per l'Inter, secondo me, può segnare Barella. Per l'Atalanta, secondo me, può ripetersi Scamacca, Gianluca Scamacca. Per poi l'ultima partita di Serie A della 28esima, cioè della 17esima giornata di Serie A, scusate se ho detto 28esima, secondo me la va a vincere il Genoa. Anzi no, vi sorprendo. Secondo me esce il pareggio da questa partita. E prima di fare il video ero sì indeciso tra la vittoria del Genoa e il pareggio, però oppure anche la vittoria della Roma, perché c'erano tanti fattori che potevano garantire la vittoria del Genoa, della Roma e il pareggio, però secondo me pareggia la Roma per 0-0. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!